Per la quinta giornata di Eccellenza Liguria, la neopromossa Cogoleto va a far visita al Ligorna. La formazione di casa in maglia biancazzurra ha fin qui ottenuto 6 punti, l'ultimo dei quali domenica scorsa con il pareggio per 2-2 raggiunto in extremis sul campo del Magrazzurri. Il Cogoleto, divisa blaugrana, ha un punto in meno e, pur essendo la miglior difesa con soli 2 gol subiti, deve ritrovare la vena offensiva perché è anche il secondo peggior attacco del torneo con 2 sole reti segnate. Già al terzo minuto il match si sblocca. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Liguori riceve un cross da destra, vince un rimpallo a centro area e in diagonale trafigge l'incolpevole Giribaldi per il gol che vale l'1-0. Ci riprova subito la squadra di Mazzocchi con la punizione di Liguori che imbecca Zunino, ma il numero 2 spedisce alto con il destro. Ancora al 17esimo, bianco-azzurri in avanti. Zunino crossa basso dal fondo per la corrente Termini che da ottima posizione trova la deviazione decisiva di Verrini che manda la palla in corner. Al 23esimo si fa vivo il Cogoleto con la gran sponda d'esterno di Sigona per il tiro da fuori di Gaspari che per poco non c'entra alla porta. Ma è il Ligorna a sfiorare davvero il gol. Roselli arriva di testa su un cross dalla destra e la deviazione di Verrini manda la sfera sul palo. Il 2-0 sembra concretizzarsi al 33esimo quando l'azione al limite dell'area di Roselli innesca la conclusione di Termini che viene murata da Giribaldi. Il successivo tiro trova la deviazione di Piana e l'azione sfuma. Termina così sull'1-0 un primo tempo targato Ligorna che per quanto creato avrebbe meritato senz'altro il doppio vantaggio. Con le immagini e il montaggio di Simone Maggi passiamo a una ripresa nella quale il Cogoleto parte molto più deciso. Un cross di Verrini pesca Rondinelli sul secondo palo che da 1 metro alza clamorosamente il colpo di testa. Un altro gol incredibilmente mancato un minuto più tardi quando lo stesso Rondinelli crossa per Girgenti che colpisce con poca decisione spedendo a lato. Il Ligorna non sta certo a guardare e corre in contropiede con Zunino che tenta il tiro dalla sinistra ma è ancora un difensore, stavolta a Tagliabue, a dirgli di no. Al 70esimo il Ligorna torna a sprecare con il cross di Zunino per Arnulfo che si traveste da difensore e invece che insaccare di fatto allontana la sfera che poi viene recuperata dalla retroguardia ospite. Manca poco più di un quarto d'ora quando il Ligorna è salvato dal primo vero intervento di Giorelli che va a togliere dalla porta una magistrale punizione a giro di Recagno. Va nelle proteste del Cogoleto che ritiene che la palla abbia varcato completamente la linea di porta. Al 90esimo il Cogoleto ha un'ultima chance per pareggiare con Sigona che arpiona il pallone e conclude di collo pieno fra le braccia di Giorelli. Il triplice fischio del direttore di gara sancisce la fine di questa sfida. In una partita intensa e ricca di occasioni da una parte e dall'altra, la spunta il Ligorna e il risultato decisivo il gol al terzo minuto del classe 95 Liguori.